Buonasera a tutti ragazzi, ancora allarme per quanto riguarda il cibo. Stavolta è toccata al turno ragazzi. In effetti c'è stato un lotto che ci sta rischio botulino, possibile contaminazione della tossina botulinica. Questo è a livello europeo, quindi in effetti è allerta in tutta l'Europa. In effetti la DIA in data 10 agosto ha confermato solo oggi la presenza di questa tossina dopo aver giustamente fatto analisi di ogni singola lattina di un prodotto, scrivetevelo bene in testa, dell'azienda galiziana Frinza del Noroeste, che produce 1,35 milioni di unità all'anno, cioè più o meno ragazzi sulle 3500 scatolette al giorno. Allora, il tonno è una scatoletta in olio di semi di girasoli, ciao Domitilla, di 900 grammi, marchio Dia, appartenente ragazzi all'otto 19 sbarra 154 023 02 587, con data di consumo consigliato del 31/12/2022. È un'agenzia spagnola ragazzi. È stato specificato, anzi no, è stato specificato dall'Agenzia Spagnola per la Sicurezza Alimentare e Nutrizione, EASAN. Quindi allora è Frinza del Noroeste l'azienda ragazzi, è galiziana, quindi mettete a fuoco questa qui, è una scatoletta di 900 grammi comunque ragazzi. Sì, sì, comunque sono state sequestrate già e stanno ritirando tutte quelle che ci sono in Europa, perché questi qua distribuivano in tutta l'Europa, non è che solo, in Spagna, quindi ci sta anche un numero di telefono, comunque lo potete trovare sull'allerta, del cibo, quindi sistema rapido di allerta europeo di alimenti. Mm. Ci sta anche un numero verde, ragazzi, se lo volete è 91 21 70 45 3 per rispondere alle domande. Quindi diciamo che la cosa stanno ritirando tutti, ragazzi, quindi vi ho dato il numero dell'otto, quindi state sicuro. Comunque partite che è una scatoletta di 900 grammi, quindi abbastanza grande, del marchio Dia, appartenente, ripeto ragazzi, all'otto 19 sbarra 154 023 02 587, con data di consumo consigliato del 31 12 2022. Quindi fate attenzione a questo. Vabbè, una scatoletta di tonno di 900 grammi ragazzi, è bella grande grande. Poi è in olio di semi di, mi pare, di girasole, quindi ricordatevi queste cose più o meno. 900 grammi in olio di semi di girasole. Come sempre ragazzi, lo sapete, comprate prodotti italiani, quindi non prendete il Rio Mare, ce ne stanno un sacco di italiani, non comprate sta roba, vedete, ogni volta che andiamo all'estero ragazzi succede sempre il casino, perché lì i controlli come sempre non sono buoni, quindi noi è vero che forse a volte l'Italia, però i controlli sul mangiare ce li abbiamo ottimi, quindi invece qui in Giappone, Spagna e tutti questi paesi non tengono il controllo come lo teniamo noi qua, in Norvegia, in Germania ci stanno dei controlli che fanno paura. Ripeto, io ho lavorato in Norvegia, Finlandia, Austria, Germania, qui fanno paura ragazzi, misurano temperature, tutto, lì sono severissimi.
come andiamo nei paesi più Spagna, questi qua fanno che vogliono loro, quindi mercato libero. Pure in Francia la stessa cosa. In Francia basta pensare che una baguette te la incartano così e te la danno in mano. Lascio già pensare che, che igiene sanitarie ci sono lì. Quindi ragazzi, mi raccomando, lattina è facile, 900 grammi, olio di semi di girasole, la marca è Dia, quindi è facile, non è difficile. A dir la verità, sì, sì, andate sul sicuro ragazzi, non potete sbagliare. A parte che vi ho dato il numero del lotto, però per non sbagliare ragazzi comprate solo italiano. Quindi questo qui è spagnolo, quindi andate sicuro, comprate italiano e non sbagliate. Quindi non avete paura. Quindi basta agire così e il problema è risolto ragazzi. Troppo come sempre arriva sempre dalla Spagna qualche novità oppure dagli Stati Uniti con la mucca pazza e via dicendo, quindi ogni volta che arriva qualche cosa arriva sempre comunque fuori da fuori, perché lì i controlli sono, come dico io qua a Salerno, coppa coppa, cioè superficiali, mentre qui pare che ma qui funzionano al 100%. Qua quando si monta un banco oppure si apre qualche cosa vengono NAS, viene anche Gesù, la Madonna a controllare, quindi sono molto minuziosi nel controllare specialmente il cibo, quindi posso assicurarvi che io vado al Conad tutte le mattine ragazzi, perché è vicino casa, al centro commerciale Le Cotoniere vado. Posso garantirvi che io certe volte ci scherzo, però a volte è anche buono. Quelli diciamo che fanno l'ASL stanno 1 o 2 volte a settimana fissi là a controllare frigorifere, temperature. Lopus, vabbè, Lopus, a carta italiano, no? Compra italiano, quindi fai facile, subito. Rio Mare, ci sta un sacco attorno a Pinna Gialla, quindi compra le marche quelle là buone italiane e non rischi nulla. Purtroppo come sempre i prodotti quelli là che vanno sempre problemi. Sì, sì, Made in Italy ragazzi. Vabbè, voi controllate sempre le scritte, ragazzi, tutte le scritte che ci sono. Vedete sempre perché ci può stare anche, diciamo, il bluff, come lo chiamo io, quindi controllate anche la più minuscola scritta che ci sta sul prodotto e andate sicuro. Sì, l'importante è che sta scritto da dove proviene, quindi della provenienza Italia deve stare scritta. Sì, sì, tutta la convenzione va letta per bene, quindi sì, sì, Dio Mario, quello che si taglia con un grissino. Ma Lupus, io ti dico una cosa, no? Io sono stato a Torino e lì ci sta un negozio che vende roba buona, ma buona buona. Ti posso assicurare, mio fratello ha fatto l'intervento al figlio, trapianto di fegato. Voleva fare un regalo al dottore che l'ha operato giustamente per fare una cosa buona, un bel regalo. Sa che noi abitiamo a sud, quindi giustamente si aspettava qualche cosa di buono da qui. A Torino ci sta un magazzino che vende prodotti tutti al top del top, non so come si chiamava, mi sono dimenticato. Comunque ha comprato un chilo di tonno, pinna gialla, certificato con la CEO, dove l'avevano pescato. E il tonno, c'è una scatoletta, diciamo, ci sta un lotto di tonno che viene da fuori, che c'è il botulino dentro, quindi lo stanno ritirando, Samuele. Comunque un chilo di tonno mio fratello l'ha pagato 160 euro. Tanto per farti capire, c'è un chilo di tonno, però su quel vasetto ti posso assicurare ci stava scritto tutto, provenienza, che ora è stata pescata, in che parte dell'oceano è stata pescata, cioè stava scritto tutto per filo e per segno.
e poi era un solo pezzo, capisci? Cioè si vedeva nel vasetto che era proprio un pezzo incastonato dentro, tutto in olio d'oliva toscano, quindi particolare. Sì, sì, quello pinne d'oro, una cosa particolare. Ho detto saluto, un chilo di tonno 160 euro. E purtroppo ragazzi ci sono queste cose particolari, ma pure mio fratello poi ha fatto i giri in questo negozio e mi diceva che ci stanno pure i pelati, olio, sta addirittura un olio che stava a 50 euro al litro perché veniva da un frantoio della Toscana, era stato lavorato a freddo, sa, tutte queste cose particolari, quindi non è per tutti ragazzi, ripeto, perché per comprare queste cose ci vogliono davvero i soldini, quindi mio fratello l'ha fatto per regalo, sì, 50 euro al litro d'olio, acidità zero, fatto a freddo, quindi sì, sì, ma produzione e tutto, il problema è proprio questo, deve essere italiano e prodotto in Italia. Sì, sì, vabbè, ma comunque a parte queste cose particolari, lupus, che esistono, diciamo, tipo queste cose qua che sono predilette, però i prodotti italiani di marca a prezzi accessibili a tutti ci sono. Quindi lo sai, il Rio Mare, ci sta l'olio toscano che costa 8-9 euro al litro, quindi non sono quelle cose proprio esagerate, esagerate, quindi ci sta. Quindi i pomodori di San Marzano, i pomodori sorrentini sono quelli che migliori al mondo. Io ad esempio quando anche l'aglio, ad esempio, io a volte trovo sempre aglio spagnolo, io non lo prendo, io prendo il bio e Italia, se no non lo prendo, non mi importa. Quante volte io al direttore dico, detto, ma qua è solo spagnolo. Perché a me piacciono i limoni, ad esempio, qui abito a Salerno, mo andare in costiera ci posso pure andare, però comunque fai un traffico esagerato. Quante volte al direttore di detto, ma i limoni perché invece di comprarli in Spagna non li compriamo qua in Italia? Quindi no, no, perché costano di meno, sì, ma lo voglio pagare un pochino in più, ma so che è di italiano, non è... Allora, stamattina stavano i limoni spagnoli, ragazzi, 3,99 al chilo. Ma io ho detto scusami una cosa, no? Ho detto io con 3,99 io compro i limoni italiani, perché per 3,99 devo comprare limoni spagnoli? Lo so Maria, lo so, lì sono belli, li so. E vedi se qua li mandano invece, Maria, tanto per dirti, no? Se li devi portare dalla Spagna, portali dalla Sicilia, no? Ma il discorso è quello, invece di comprarmi, che ne so, se vanno a 5 euro a chilo, invece di comprarmi, che ne so, 2-3 kg, io mi compro un limone, due limoni. È meglio mangiare più poco, però buono, e non comprare un chilo di carne che poi fa schifo. Sì, sì, quei pomodori, fortunatamente qua pomodoro e mozzarella e pesce, qua perlomeno, è tutta roba locale, quindi stiamo bene messi. Però sto fatto dei limoni, meno male che mio padre ha amicizie con persone che hanno terra e quindi a volte lo prendiamo direttamente pure senza medicina. Pure mio fratello ha un pezzo di terreno, quindi melenzane, pomodori, diciamo me li dà senza medicina proprio, solo il verderame gli mette e basta. Quindi quest'estate melenzane, cose, eh, le ho mangiate davvero nel vero senso della parola senza medicinali. A volte i limoni, ci stanno dei vecchietti qua, diciamo, a Salerno, che hanno delle terre, dico sì, che vi devo dare? Mi faccio una busta di limoni, quello che vi devo dare, ma te prendi, prendi, dicono, e te ne vai. Quindi, i pomodori ci sono quelli sorrentini, quelli là grandi rotondi, che sono la fine del mondo, quindi io non capisco perché tutto il cibo che sta nei supermercati è tutto di origine. Sì, sì, quelli me l'ha dato mio fratello Enzo, sì, quelle erano senza medicine, Maria. Erano della sua terra, quindi ci stava solo il verderame e nulla più.
poi erano a 100% senza medicine, quindi perfette, zucchine, pomodorini piccolini, i pomodori di San Marzano, i cirasiede, cioè i pomodorini quelli rotondi piccolini. Diciamo ha piantato un sacco di cose, adesso deve mettere i cavolfiori, i broccoli, ora è il momento di piantare queste cose qui, quindi deve fare l'ultimo raccolto di pomodori e melenzane, poi zappare di nuovo la terra e mettere la roba per l'inverno, diciamo. Poi a gennaio deve mettere le patate, come mi ha detto, io poi non ne capisco tanto, quindi non è per me la terra, però magari quel poco che ti mangi è buono. Sì, sì, ma a parte il problema ci sta sempre, guarda. Ogni volta mo la carne, mo uscite il tonno, l'orso sa che cosa esce. Quindi l'ultima volta era il rischio della salmonella del pollo, un'altra volta la mucca pazza, mo questo. Sì, sì, c'ha un piccolo terreno, lui e un suo amico si divertono, che diciamo il sindaco di Baronisti gli ha dato. E la verità, sai che cosa fanno pure, ragazzi? Donano alle persone che non stanno bene economicamente, regalano la frutta a queste persone, diciamo le verdure pure, quindi diciamo che loro aiutano anche le persone, diciamo, di Baronisti, che è diciamo, una frazione di Salerno, sta giusto a 5 km da dove abito io qui, e quindi loro vanno famiglie che non hanno soldi, che hanno problemi e gli regalano pomodori, melenzane, tutte queste cose che hanno coltivato loro. Quindi il sindaco di lì gli ha dato questo pezzo di terra che era in stato di abbandono, e quindi ha detto finché non servirà al comune fate che cosa volete voi. E loro hanno piantato questa roba qui, e chi ha bisogno può andare lì, cercare un po' pomodori. Diciamo il paese non è molto grande, quindi le famiglie che stanno a problemi possono andare lì e fare un po' di prendere due melanzane, due pomodori, quello che ci sta, diciamo, ragazzi. Quindi hanno fatto tipo anche una cosa sociale, in effetti, quindi penso che hanno fatto una cosa buona, quindi mettendo comunque piantando di tasca loro, non è che il comune gli ha dato i soldi, no, no. Il comune ha messo a disposizione questo pezzo di terreno e loro vanno a comprare le piantine al vivaio e le mettono, quindi un po' a me, un po' a mio fratello, un po' a mia mamma, un po' alle persone queste qua che non stanno bene economicamente, e diciamo hanno distribuito un po' a tutti, diciamo. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi con qualche altro video, tanto quale novità, se non so terremoti, so altre cose, quindi sempre problemi ci sono, come giri e come vuoti, come diciamo noi, i problemi non finiscono mai, quindi ragazzi attenzione a questo tonno di 900 grammi, olio di semi di girasole, marca Dia, è spagnolo ragazzi, quindi non potete sbagliare, quindi scegliete Made in Italy, provenienza Italia sempre, quindi mettete tutte e due le cose a confronto, che sì è stato prodotto in Italia e di produzione italiana, quindi che la roba è italiana ed è stato anche prodotto in Italia, perché loro possono anche scrivere prodotto in Spagna però Made in Italy, tanto per dire, sono capaci oramai qua. Vabbè ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, quindi mi raccomando evitate questi prodotti che vi ho detto io. Il lotto, sì sì, mangiatello, lupus. Lupus, io ti dico una cosa, a volte io tanto tempo fa ho amici qua a Porto di Salerno che vanno a prendere, noi le chiamiamo qua perlomeno, le tonnacchielle, cioè i tonni piccoli in effetti. Ciao Domitilla, e usavamo fare i famosi buccacci, come chiamano noi, vasetti in italiano ragazzi, di tonno. Ciao Maria, quindi tanto tempo fa si usava fare il tonno fatto in casa, si metteva a bollire il tonno, si prendevano i pezzettoni, si faceva bollire tutto, si tappava e poi si conservava. Però è come fare i pomodori in casa ancora vecchio stile, quindi un casino un po'.
ci vorrebbe una casa con un giardino per fare tutto questo, diciamo, perché in casa non è che lo puoi fare tanto facile. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona serata e ci sentiamo più tardi. Quindi Lupus, fatti un bello spaghetti che tonno stasera. Mi raccomando, marca spagnola. Che poi ti veniamo a trovare. Sì, sì, va bene, ciao, grazie, Domitilla, ciao. Ciao Saumero, ciao a tutti.